Mentre si continua ancora a giocare qui sul ghiaccio di San Vendemiano, parliamo con Miloš, il tecnico appunto della squadra. A me piace sempre, insomma, vedere il ghiaccio qui, vedere questi bambini che giocano. Tutto bene, mi pare, c'era questa gara della FIS Under 11. Under 11, sì. Questa gara è prima che giochiamo tutto campo, perché prima abbiamo giocato campionato con maglie miste. Quello che non mi piaceva, perché ogni squadra deve avere i suoi giocatori, no? A giocare confronti di altre squadre. Ho visto che comunque il movimento, come ne avevamo parlato anni fa, il movimento sta continuando qui a San Vendemiano. Sì, anche i ragazzi sono aumentati un po'. C'erano bei numeri e dopo il Covid magari qualcosa si è perso. Esatto, quello che si è perso tanto, perché i ragazzi non hanno fatto allenamenti. E dopo con Covid sono andati anche altra parte. Dimmi se è uno sbaglio mio, ma quella che è venuta qui a chiederti qualcosa era una ragazzina. Ci sono tante ragazzine però. Sì, abbiamo tante ragazzine anche. Adesso abbiamo questo momento qua, Under 11, abbiamo 3 ragazzine. 2 che sono già grandi, sì, come adesso questa qua che fa arbitro e altra che fa scuola a Treviso, mi sembrava, sì, e viene solo a allenarsi venerdì, quando finisce la scuola viene con noi, no? Solo è grande, no? Quindi è uno sport aperto a tutti. Sì, aperto a tutti, per ragazze, per ragazzi, tutto. Come continua la stagione adesso? Adesso, come ho sentito io, fino a marzo. E facciamo queste domeniche, facciamo queste gare con altre squadre. Bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Siamo con il tecnico di Pieve di Cadore, perché insomma a Pieve di Cadore la neve c'è, no? Sì. Qui a San Vendemiano mica tanto, però c'è un bel impianto dove si può fare l'hockey su ghiaccio. Ti fa un po' strano oppure no? No, per me è molto meglio quando si comincia da tutte parti. Questo è vero. E questo è molto bello sport, velocissimo, proprio per ragazze e anche per ragazzi. E vediamo come si fa l'altri anni. Hai detto bene, per ragazzi e per ragazze, perché ne vedo parecchie di ragazzine. La ragazzina ha giocato primo da Padova a Porta. Ho visto, sì. E dopo sono 2 ragazze qua anche. Non sono tante, perché non riesce a preparare squadra, solo ragazze. Le tante indicazioni che sentivo che tu davi ai ragazzi e alle ragazze, ho sentito che battevi soprattutto sul fatto di passare il disco, cioè di non fare da solo, è vero? Sì, hockey è gioco collettivo e quando non fanno passaggi il disco è più veloce come giocatore e per quello fanno passaggi. E patinare è importante, non è come calcio, corrono tutti, E patinare è difficile. È difficile. E motorica, coordinazione dopo col bastone, anche l'altra cosa. È uno sport non semplice sicuramente, però molto molto bello visivamente. Sì. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.